Il Veneto annuncia un'aspra battaglia per far fare marcia indietro al governo che ha posto un vincolo paesaggistico stoppando il collegamento sciistico tra il Comelico e la Val Pusteria, ritenuto strategico in vista soprattutto delle Olimpiadi 2026 a Cortina. Il progetto, pensato soprattutto per lo sviluppo turistico di quest'area, prevede un collegamento sciistico tra la Val Comelico e l'Alta Pusteria, tra le piste di Padola e quelle di Sesto, attraverso il Colesei e Passo Montecroce Comelico. Si tratta quindi anche di un collegamento tra il Veneto e la provincia autonoma di Bolzano, che potrebbe portare a buoni frutti anche dal punto di vista della gestione, visto che in Alto Adige la gestione del turismo ha portato ad un incremento della popolazione, opportunità di lavoro e quindi anche reddito. I comuni interessati e la provincia di Belluno avevano già annunciato il ricorso, ma la Regione Veneto farà di più. Abbiamo dato mandato alla nostra avvocatura di ricorrere non solo al TAR, come faranno i comuni e gli altri enti coinvolti, ha scritto nero su bianco il presidente Luca Zaia, ma anche alla Corte Costituzionale per difendere i diritti del territorio del Comelico a realizzare il collegamento con la Valpusteria. Siamo pronti a battagliare, tuona il governatore, e arriveremo fino in fondo. Il Ministero, ponendo i vincoli, spiega Zaia, ha invaso una competenza della Regione e noi lo dimostreremo. La delibera della Giunta regionale autorizza quindi la Regione a ricorrere davanti alla Corte Costituzionale per il conflitto di attribuzione contro il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che pone dei vincoli paesaggistici nel territorio compreso fra il Comelico e la Val d'Ansiei. Il Comelico, come tutta l'area dolomitica, in vista dei prossimi importanti eventi sportivi, dei mondiali di sci del 2021 fino alle Olimpiadi del 2026, ha di fronte opportunità enormi. La scelta dei vincoli le limita molto e noi vogliamo impedire che ciò accada, dice Zaia, battagliando perché non vengano tolti. Anche la provincia di Belluno qualche settimana fa aveva lanciato il suo appello a fare in fretta e presentare un ricorso condiviso con tutti gli altri soggetti, seppur in percorsi separati, per portare più voci davanti al Tribunale amministrativo e così puntare i piedi. I tempi però sono stretti. Il 5 febbraio scadranno infatti i 60 giorni utili per i termini del TAR. Un'azione di pressing verrà fatta anche nei confronti dei parlamentari per convincere il Ministero a togliere il vincolo. Il territorio lo chiede da sempre a gran voce, ma si scontrano due visioni della gestione della montagna, una fortemente ambientalista e protettiva che però rischia di ritrovarsi con un territorio spopolato e quindi abbandonato, ed una più moderna che vorrebbe far convivere la tutela della montagna con la possibilità di vita e di reddito per chi ci abita.